Un sorpasso azzardato, la lite con i ciclisti, poi le minacce. È accaduto lungo via Roma, Vittorio Veneto. È domenica mattina, giornata di sole. Ad un certo punto un gruppetto di appassionati delle due ruote viene superato da un furgone. Probabilmente da qua il diverbio, poi degenerato in una lite. A quel punto il guidatore del furgone, secondo la versione del gruppo, è sceso dal mezzo ed ha estratto un coltello minacciando i ciclisti. Le due ruote hanno deciso di tirare dritto ed evitare ulteriori discussioni, ma il sessantenne autista, non contento dopo essere risalito, li ha inseguiti ed ha urtato uno di loro facendolo cadere a terra. Immediata la chiamata al SUAM 118 o ai carabinieri. L'uomo è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio e minacce aggravate. Il ciclista non è grave, ma il sessantenne ai carabinieri ha raccontato tutta un'altra versione. Si è difeso dicendo di essere stato aggredito per primo dal gruppo, tanto da dover lui stesso ricorrere alle cure dei medici in ospedale, una dinamica che dovranno ricostruire ora i militari dell'Arma.